Martedì tutta la rosa biancazzurro ha ripreso la preparazione. Domenica prossima arriva al Seneto del Cinque Archi di Castelvetrano, che sta lottando anch'essa per il raggiungimento della zona playoff. La compagine trapanese, che ad inizio stagione ha trasferito la propria sede legale da Trapani a Castelvetrano, è avversario ostico e attrezzato per raggiungere il proprio obiettivo. Fanno parte della rosa calciatori di categoria come Carovana, il bomber Armata, Coppola, Tummiolo, il portiere Longo e tanti giovani di sicuro affidamento allenati da Giovanni Messana, ex calciatore rosso-nero della Folgore, e tante altre squadre. Un'autentica battaglia campale ed è per questo motivo che il tecnico Giovanni Falzone ha chiesto ai propri ragazzi il massimo impegno. In seconda categoria girone F continua il volo in vetta alla classifica dell'Atletico Favara, che liquida con un rotondo 6-1 il Muxar di Sant'Angelo Muxaro. Le reti sono state segnate da Sergio Scuderi, doppietta di Carmelo Bunone, Terranova, Bentivegna e Lallana, oltre Infantino che ha segnato per il Muxar. Insegue a 6 punti l'Alessandria della Rocca, anch'esso vincitore ai danni dell'Acquaviva, mentre l'altra agrigentina, Broters Casamia, è stato sconfitta in casa dal Forte Sant'Anna di Enna. Vi do ora una notizia di AIA: ci sarà il commissario CAN di Matteo Trefoloni alla riunione tecnica che si terrà nei locali sezionali di Agrigento il prossimo venerdì 15 febbraio. Saranno presenti il vicepresidente nazionale della LND Sandro Morgana, gli organi tecnici nazionali Francesco Saia e Salvo Occhipinti, il presidente del CRA Sicilia Michele Caravetta e il suo vice Paolo Costa, i presidenti delle sezioni siciliane e tutti i colleghi siciliani a disposizione della CAN D. E concludiamo con una notizia di volley femminile. La SIA Peragona ha ripreso la preparazione atletica in vista della sfida di sabato prossimo 16 febbraio contro il Santa Teresa di Riva, capolista imbattuta del campionato di Serie B2 Girone I. Il big match, valido per la 16ª giornata, si disputerà al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento con inizio alle ore 18. La SIA Peragona infatti deve necessariamente vincere per riaprire il campionato e fermare la fuga solitaria del Santa Teresa di Riva, in testa al girone con 6 punti di vantaggio proprio dalla formazione del coach Paolo Collavini. Il derby siciliano, che richiamerà sugli spalti del Palanicosia il pubblico delle grandi occasioni, sarà diretto dal primo arbitro Danila Esposito e dal secondo arbitro Andrea Rizzo, entrambi di Latina.